Alza bandiera. Riposo. Procediamo adesso con la deposizione della corona al monumento dei caduti di tutte le guerre. Giuramento, attenti. Ringraziamento ai cittadini che oggi hanno voluto onorare questa festa. Credo che la vostra partecipazione sia il miglior senso di testimonianza a un evento svoltosi 20 anni fa per la libertà. Autorità civili, militari e religiose, soprattutto care amiche e cari amici. Siamo tutti uniti questa mattina sotto il tricolore d'Italia, sventolo lassù, sopra il monumento ai nostri caduti, per celebrare il 25 aprile, giorno di libertà. Una festa che deve continuare a rappresentare un momento di formazione civile, di memoria, di speranza per il futuro, di riflessione sui valori che uniscono, tengono viva e vitale la nostra nazione. E forse per questa vicinanza di eventi, una festa che cade a pochi giorni da un avvenimento che tuttavia non si può ignorare, la morte di Papa Francesco. E forse per questa vicinanza di eventi così diversi, ma contemporaneamente all'ordine del giorno, che voglio associare la parola resistenza anche alla cifra del pontificato di Bergoglio. Quel momento in cui il Vescovo di Roma, solo in una piazza San Pietro, vuota e silenziosa, pregava per il mondo intero, resterà impresso nella storia come simbolo di fede, coraggio e speranza nei giorni più bui. Un gesto di resistenza, appunto, che ha parlato al cuore di milioni di persone e che ha dato la forza a chi come me aveva compiti di responsabilità di guardare con fiducia oltre la gravità di quel presente. Tornando alla celebrazione odierna, ringrazio per l'orazione che seguirà il direttore responsabile della Riviera, Andrea Moggio, giornalista intelligente, ironico, gentile e pungente, ma soprattutto uomo al quale mi lega un'amicizia sincera e stima. Parimenti sento il dovere di esprimere il mio apprezzamento nei confronti del gruppo Alpini Riva Santo Stefano,
per l'operato che quotidianamente svolge per mezzo dei suoi associati, anche per l'organizzazione e la valorizzazione delle società civili, come quella odierna. Il 25 aprile 1945 segna evidentemente uno spartiacque per l'Italia, la fine della Seconda Guerra Mondiale, dell'occupazione nazista, del ventennio fascista, delle persecuzioni antiebraiche, dei bombardamenti e di molti altri lutti e privazioni che hanno afflitto per lungo tempo la nostra comunità. Ma il frutto fondamentale del 25 aprile è stato e rimane senza dubbio l'affermazione dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana. E questa una convinzione che ho rafforzato approfondendo le gesta di Paola Del Dini, la straordinaria donna evocata qualche settimana fa da Re Carlo d'Inghilterra nel suo discorso al Parlamento italiano. Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. Fu la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le valse una medaglia d'oro al valor militare, che ancora oggi, quasi 70 anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commovente orgoglio. Della Resistenza dice: il tempo ci ha ribattezzati partigiani, ma noi eravamo patrioti. Io lo sono sempre stata e lo sono ancora. Nell'Italia repubblicana è stata insegnante di lettere e nonostante i suoi 102 anni continua ad accettare gli inviti a parlare del valore della libertà. Dedico questo giorno a lei, madre di 4 figli e nonna di altrettanti nipoti, ma anche idealmente di tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria patria a ogni contrapposizione ideologica. Concludo con una considerazione che è anche un'esortazione. Fin da piccolo sono stata educata ad avvicinarmi a questa data rileggendo qualche lettera dei condannati a morte della Resistenza. Nel dopoguerra Giovanni Gatti, il mio primo maestro di inglese, ha sempre tenuto alti i valori di libertà e democrazia per i quali aveva combattuto. E quelle lettere ancora oggi le porto con me. Fateci caso, quasi tutte sono cariche di amore, struggente più che di rancore. Sono giovanissime vite che si stanno per spegnere, eppure sono piene di parole di tenerezza. Carissimi genitori, dolce amore mio, figlia mia adorata, affrontavano il sacrificio estremo perché volevano donare come ultimo atto d'amore la libertà ai propri cari. Noi siamo i beneficiari di questo enorme regalo, siamone sempre all'altezza. Ed è allora che sia un 25 aprile per tutti e ciascuno, senza polemiche, senza odio, senza meschinità. Non se ne avverte il bisogno, non ne avvertiamo il bisogno. Viva Riva Ligure, viva il 25 aprile, viva l'Italia. Giorgio, il sindaco, ha detto già moltissimo, io lo voglio ringraziare, per me è un amico fraterno, quindi confermo in pieno quello che ha detto, hai già detto molto. Il tuo invito mi lusinga, mi inorgoglisce, grazie. Saluto le autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle associazioni partigiani, combattentisti che d'arma, naturalmente i cittadini e le cittadine di Riva Ligure, un posto a cui sono da anni particolarmente legato. È un onore parlare in queste circostanze, un onore ancora di più in questo momento storico, con il venire meno di quelle che si credevano granitiche certezze. Queste parole, a 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, mentre il mondo sembra aver tratto ben pochi insegnamenti dalla storia, ci accingiamo a celebrare il 25 aprile, una celebrazione che assume una rilevanza, se possibile, ancora maggiore. La liberazione dall'oppressione nazifascista fu un'azione corale che portò in montagna quanti volevano garantire alla patria un futuro di civiltà e democrazia. Erano giovani uomini col prezioso supporto di tante donne provenienti dal mondo cattolico, dagli ambienti liberali, socialisti e comunisti e dai reparti delle forze armate che si ribellavano al giogo delle dittature. Ecco, queste parole non sono mie, sono non a caso, visto anche il posto da dove arriviamo, la presenza di chi
c'è in questa piazza, del presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero, figura che non si può certo collocare politicamente a sinistra, come si continua a voler collocare spesso da molte parti questa ricorrenza, ed è importante sottolinearlo. Favero, come chi lo ha preceduto, tramanda per conto di 350.000 alpini italiani il coraggio di migliaia di penne nere che capirono prima di altri da che parte era giusto stare, semplicemente dalla parte degli esseri umani. Quasi 75.000 alpini morirono in Russia, mandati al macello da Mussolini, al fianco dei nazisti. Molti di quelli che si salvarono, tornati in Italia, si unirono alle brigate partigiane. Lo testimoniano 62 medaglie d'oro al valore militare concesse agli alpini che si batterono nella Resistenza. Dimenticare o peggio sottacere, camuffando la verità sostanziale di quanto accadde in quegli anni di guerra e nel ventennio che li precedette, il valore corale della lotta partigiana della liberazione, della resistenza a quella dittatura scellerata, è un insulto costante perpetrato ormai quotidianamente da una minoranza nostalgica, gratificata in parte all'improvviso da un consenso elettorale enorme. Ma questa è la bellezza della democrazia, che discende dalla nostra Costituzione e quindi da chi è morto perché venisse elaborata, realizzata e promulgata. Vedete, la democrazia si legge su vasi comunicanti. Il consenso sale da una parte quando dall'altra non si trovano risposte. E quando dall'altra parte non ci sono risposte, nel senso che non c'è una linea chiara, non si capisce dove si vuole andare, non domani, ma nei prossimi decenni, si lascia il campo libero a chi ha risposte semplici, facili, ignoranti anche per il solo fatto di ignorare la storia, la ricchezza culturale sulla quale si è formato nei millenni il nostro senso di comunità. Si cade facilmente e inevitabilmente nel tranello di chi è abile nell'appagare le folle con la promessa immediata di un bene per nulla duraturo. Il bene duraturo che questa festa ci dovrebbe ricordare, perché dura da 80 anni, è la libertà di parola, la libertà di voto alle donne, la libertà di manifestare, di scioperare, di dissentire, possibilmente senza essere ammazzati a randellate, come accadde a Don Minzoni, morto sotto le bastonate degli squadristi di Italo Balbo nel 1923. Proprio in questi giorni si discute, mi sembra in Toscana, a Betello, di intitolare un scalo, una piazza, qualcosa a Italo Balbo. Bene, si dovrebbe riflettere su questi gesti, perché sono pietre miliari. O a Matteotti l'anno successivo. E, signori miei, era solo l'inizio del fascismo, era la genesi di quello che sarebbe arrivato dopo. Il fascismo non è degenerato con le leggi razziali, no? È nato proprio sui presupposti della violenza, come strumento per tacitare il dissenso, ed è nato da un vuoto politico, dal ventre molle della monarchia, ma anche dall'inconsistenza e dall'inadeguatezza dei partiti di allora, che c'erano. Non è che non esistesse un'alternativa già nel 1921-22, no? C'era, solo non si seppero unire, non videro oltre, non capirono. Mussolini salì al potere nel 1922, quando l'anno prima erano stati eletti appena 35 fascisti in Parlamento, su 535 deputati, di cui 123 socialisti, 104 popolari. E si affrettò subito a cambiare la legge elettorale che di fatto negava la sovranità popolare, liquidava l'esperienza parlamentare e realizzava il regime autoritario basato sulla figura del capo del governo. Vedete che la storia si ripete, sempre lì vogliono arrivare da oltre un secolo, al premierato. Quando gli alleati obbligarono l'Italia del governo Badoglio a firmare l'armistizio del 3 settembre del 1943, la lotta partigiana non esisteva ancora. Sì, c'erano sempre stati movimenti sotterranei di opposizioni durante il ventennio fascista, ma la resistenza vera e propria nacque dopo, nacque di fatto dopo l'armistizio
che fu reso effettivo l'8 settembre del 1943. Quasi contestualmente, in quello sciagurato mese di settembre, 10 giorni dopo l'armistizio, nacque, come sappiamo, la RSI, Repubblica Sociale Italiana, la cosiddetta Repubblica di Salò, lo Stato fantoccio che così tanto sangue ha fatto versare sia tra le migliaia di giovani imbottiti di ideologia fascista, sia tra i civili e i partigiani che si organizzarono per combatterla. La Repubblica di Salò fu nei fatti un governo collaborazionista della Germania di Hitler che di fatto occupava militarmente il nostro paese, che puntava a rimettere in sella Mussolini, estromesso dal governo il 25 luglio del 1943. Con la nascita dell'RSI iniziò in Italia una guerra civile che durò quasi 2 anni, 20 mesi, dal settembre del 1943 al 25 aprile di 80 anni fa, e costò la vita a quasi 45.000 partigiani caduti in battaglia, più altri 10.000 uccisi per rappresaglia, più altre migliaia di civili trucidati con esecuzioni sommarie. Esecuzioni sommarie che naturalmente riguardarono anche militanti fascisti. Durante la Resistenza si stima che ne siano rimasti uccisi oltre 10.000, tanti, troppi, dopo il 25. E la brutalità della guerra. Solo nella nostra piccola provincia la furia nazifascista si scatenò in 49 stragi, che fecero oltre 300 vittime, 312 sono le ricordo bene, tra i partigiani, che organizzarono la resistenza nelle nostre montagne, e tra i civili che diedero loro aiuto, viveri e nascondigli. Tra loro tante donne, tanti sacerdoti, tante piccole storie raccontate tra l'altro in un paio di pubblicazioni da poco date alle stampe, di cui peraltro proprio il mio giornale questa settimana ha riportato ampi stralci. Li hanno realizzati Giovanni Gandolfo, Racconti davanti al focolare, il titolo del libro, e Daniele Cassini con Gabriella Badano e Sara Clark, l'altro libro, si intitola Protagonisti. Molto bello. È un'ulteriore suggestiva testimonianza della lotta partigiana nel nostro territorio, che si unisce al grande lavoro che qualche anno fa hanno fatto Roberto Moriani e Sabina Giribaldi per l'Atlante delle stragi nazifasciste illuminate. E a una lunga bibliografia di tante altre pubblicazioni sulla resistenza imperiale. Oggi noi, tutti noi, siamo chiamati a sorvegliare e lottare per difendere con le unghie quello che altri hanno conquistato per noi 80 anni fa. Dobbiamo continuare a studiarlo quello che è successo, perché è successo e come è successo, per tramandarlo, per insegnarlo ai nostri figli, perché può accadere di nuovo, in altri posti, in altri luoghi, con altre prospettive, ma può accadere di nuovo. Proprio per questa ragione una festa come quella del 25 aprile dovrebbe unire un popolo. Al contrario è diventata un elemento di ulteriore divisione, perché c'è una parte politica che è da sempre, diciamolo chiaramente, se ne vuole intestare i capisaldi e la sua genesi, e un'altra che da sempre è riluttante a celebrarla e riconoscerla per quello stesso motivo. Loro dicono il motivo che sia, ma le ragioni di pulsione sappiamo essere altre. Viviamo un momento storico molto particolare. La tragedia in Medio Oriente, a Gaza soprattutto, il conflitto in Ucraina ci stanno facendo riscoprire fragili, indifesi, vulnerabili. La debolezza dell'Europa, che per troppi anni si è affidata su se stessa invece di sviluppare nei fatti quell'unione di stati per la quale è stata pensata, ha stimolato la Russia ad invadere l'Ucraina e gli Stati Uniti a scatenare una guerra commerciale senza precedenti, che paradossalmente ha proprio noi come obiettivo. Noi, gli alleati, sorvoliamo sulle ragioni degli uni e degli altri, non è il posto né il contesto, ma sono scenari neppure inimmaginabili, neppure immaginabili fino a pochi mesi fa. Fermiamoci solo un attimo a riflettere su come sia bastato un cambio di governo negli Stati Uniti per trasformare in nemico il paese che più di tutti ha regalato all'Europa libertà e benessere, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale. Che ne è stato dell'alleato americano? Quello del piano Marshall. Ci ho riflettuto in questi giorni, ma come ragionano gli americani, mi sono chiesto, soprattutto dopo la recente guerra di Trump alle sue università, quelle più prestigiose, a cominciare da Harvard. Mi sono nuovamente interrogato.
E così all'improvviso mi è tornata alla mente una vecchia intervista che mi aveva strappato un sorriso e dato una certa consapevolezza, tantissimi anni fa. Diceva così: quello che distingue gli americani dal resto delle culture del mondo è che siamo così stupidi. Questo paese esiste da appena un paio di secoli e pensiamo di essere migliori. Ci crediamo figli, diceva Fulton. Non ci rendiamo nemmeno conto che altri paesi hanno migliaia di anni di storia e cultura e ne sono orgogliosi. E quando affrontiamo questioni a livello internazionale con la politica estera e cose del genere, entriamo e diciamo: sai, sono un grande americano, paese forte, tutto quello, devono ridere di noi, perché non siamo nulla, non abbiamo nulla dal punto di vista culturale, non significhiamo nulla. Siamo solo interessati al risultato finale. Sapete, ogni altro paese ha la propria arte, la propria musica, il proprio teatro, il proprio dramma, le proprie danze popolari, canzoni popolari, il proprio folklore. E questo significa qualcosa per loro, ne sono orgogliosi. E quella è la loro eredità etnica. Noi abbiamo i Levi's, i jeans firmati, gli hamburger, la Coca-Cola, andiamo in giro e diciamo che abbiamo anche le bombe al neutrone, al gas, e pensiamo che questo forse compensa. È davvero molto triste. E penso che un paese che non fa qualcosa per sostenere la propria cultura, qualunque essa sia, non investe in essa, non la mantiene viva, non è orgoglioso, non dovrebbe nemmeno esistere. Perché è la cultura e le cose belle che una società produce, quelle sono le cose che dovrebbero sopravvivere per migliaia di anni, non i jeans di marca. A parlare non era uno statista, erano gli anni 70, chissà cosa direbbe oggi, e lui era Frank Zappa, compositore, cantante, chitarrista eccezionale di origine italiana, uno dei maggiori talenti musicali del Novecento. Ci dice semplicemente che la cultura, l'esperienza che noi come popolo abbiamo coltivato per migliaia di anni può essere distrutta soltanto da noi, dalla nostra miopia. Ma noi possiamo e dobbiamo impedire che qualcuno venga un giorno a casa nostra e bruciare di nuovo i nostri libri perché non sono graditi. Noi qui oggi e ovunque si sta celebrando questa ricorrenza, non dovremmo limitarci alla nostalgica rappresentazione del ricordo, del pur doveroso e istituzionale omaggio tributato a chi ha combattuto ed è morto per la nostra libertà. Lo dobbiamo fare con una consapevolezza rinnovata. Dobbiamo sforzarci di riempire costantemente questi momenti di contenuti, li dobbiamo valorizzare, li dobbiamo moltiplicare. Il 25 aprile non è Ferragosto, non è un ponte, non è una festa patronale, è la nostra vita, è il giorno in cui ce la siamo ripresa. E non è più tempo di ricercare le responsabilità degli eccessi che sicuramente ci furono anche da parte dei partigiani, perché una seria analisi di cosa ha generato la lotta di liberazione non può essere fatta guardando il dito che indica la luna. C'era da una parte la sistematica occupazione delle nostre vite, delle nostre case, delle nostre donne, degli uomini, dei bambini, e c'era dall'altra parte chi ha avuto il coraggio di dire basta, basta, basta. Noi qui oggi dobbiamo tutti insieme, come comunità, ricostruire la consapevolezza che questi 80 anni di pace, di benessere, di prosperità sono figli del sangue di esseri umani che hanno dovuto uccidere altri esseri umani. E non lo hanno fatto per il piacere di farlo, ma per tornare ad essere uomini liberi. Viva l'Italia, viva la libertà, viva il 25 aprile. Con l'orazione di Andrea Moggio si conclude la cerimonia del 25 aprile. Grazie a tutti per aver partecipato.